La sfilata dei bambini delle scuole di Sessi Levante ha inaugurato la 21esima edizione del Festival Andersen. 4 giorni di eventi e spettacoli sul tema memoria e futuro. Taglio del nastro per la nuova sede della Fondazione CIF Formazione in via Rivarola a Chiavari. A disposizione delle decine di ragazzi che seguono i corsi, spazi più ampi, luminosi e accessibili. Amministrative 2018 a Sessi Levante, il candidato del Movimento 5 Stelle Fabio Sturla è il terzo nell'ordine della scheda elettorale. Il suo progetto della città parte dall'ascolto dei cittadini. Il desiderio di apertura all'accoglienza e alla fraternità emerge dal lavoro sinodale in Fontanabuona. La prospettiva è quella di vivere la parrocchia sempre più come una comunità. I ragazzi del centro Benedetto Acquarone, i giovani giocatori della Virtus Entella in scena con lo spettacolo A Spasso con Anselmo. Divertimento, risate e applausi per un'esperienza di crescita condivisa. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La gioia e l'entusiasmo delle centinaia di bambini delle scuole di Sessi Levante hanno dato avvio alla 21esima edizione del Festival Andersen. Fino a domenica prossima, 10 giugno, sono previsti in calendario spettacoli, eventi, incontri dedicati ai più piccoli e non solo. Quest'anno il filo conduttore di tutta la manifestazione è memoria e il futuro. La banda musicale e più di 650 bambini delle scuole elementari cittadine questa mattina hanno animato il centro storico di Sessi Levante. Il corteo, partito dai giardini pubblici Mariele Ventre e giunto in piazza Matteotti, ha dato il via al 21esimo Festival Andersen, che quest'anno è dedicato al tema la memoria e il futuro. Il Sessi Levante Andersen Festival si apre sempre col corteo delle bambine e dei bambini, che è diciamo il cuore del festival, perché sia che arrivino i personaggi del teatro, della musica, sia che arrivino gli attori circensi, tutto è finalizzato al cuore che è il bambino e la bambina. E il corteo è questa festa. Quest'anno ogni gruppo della scuola ha lavorato sui diritti dell'infanzia e quindi è un corteo che vuole anche essere un buon auspicio di pace e di rispetto. Più di 100 gli eventi organizzati in piazza e nelle vie del centro, pensati per i bambini, le famiglie e non solo. Sono scuole, laboratori che presentano tutte le loro, gli esiti di questo lungo lavoro all'interno del festival. Da domani entriamo nel vivo della programmazione, anche con ospiti ovviamente che arrivano da fuori e dall'estero. In Baia ci sono degli appuntamenti molto importanti, già da domani c'è un concerto solo di Bruno Rissas, c'è prima un'intervista a un giovanissimo divo del digitale che si chiama Marco Cellucci, poi ci sono nei giorni successivi Dente Catalano con New Quartet e il grande concerto di Michael Nyman nella Baia del Silenzio domenica sera. Cosa fai stamattina? Abbiamo cantato con i bambini un pezzettino di Ci vuole un fiore e abbiamo condiviso con loro la camminata e le tappe. Taglio del nastro a Chiavari per quanto riguarda la nuova sede della Fondazione CIF Formazione. Alla presenza del Vescovo diocesano, delle autorità cittadine e regionali sono stati inaugurati nuovi locali che si trovano in via Rivarola, dove prima erano presenti gli uffici del giudice di pace. Una cinquantina di ragazzi che seguono i corsi che da oggi hanno a disposizione spazi più ampi, più luminosi e più accessibili. Noi eravamo presenti. Una sede che indubbiamente riconfermerà quella che è stata la presenza ormai pluridecennale del CIF qui a Chiavari. Per quanto mi concerne sono particolarmente lieto oggi di poter inaugurare questi nuovi locali e perché i ragazzi potranno trovare anche sotto il profilo logistico una migliore collocazione e anche una migliore rispondenza a quelle che sono le esigenze oggi delle persone disabili. Ricordiamo che cosa fa il CIF.
Per quanto riguarda il CIFE, è una fondazione che svolge attività di formazione professionale e abbiamo diciamo 3 specializzazioni: l'abbigliamento, la logistica portuale e naturalmente la ristorazione. Poi uno dei nostri punti di riferimento, ormai direi acquisiti storicamente, è l'attenzione nei confronti della disabilità. E qui a Chiavari noi siamo presenti, però il nostro scopo, proprio in collaborazione col Comune di Chiavari, è di ampliare la nostra attività portando avanti iniziative che vadano un po' ad incidere anche su eventuali progetti che potremo fare unitamente al Comune di Chiavari per lo sviluppo del territorio. In questa nuova sede intanto si mantiene l'attività che noi abbiamo consolidato in tutti questi anni, che è un'attività rivolta principalmente alla formazione per l'inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità, in particolare con disabilità psichica, ma non solo. Naturalmente avremo anche un'attività rivolta a ragazzi che hanno necessità di acquisire autonomie sociali, relazionali, affettive, e abbiamo naturalmente nei nostri progetti idee di sviluppare ulteriormente la formazione come servizio, come necessità di un bisogno del territorio. Abbiamo progetti vari, tra cui per esempio un investimento maggiore in tutta quella che è la formazione rivolta alle donne. La formazione professionale ha necessità di ampliare questo tipo di offerta formativa e pensiamo che questo possa essere il territorio adatto per poterlo fare. In collaborazione con il Comune di Chiavari c'è una forte richiesta e cercheremo di risponderne in modo adeguato. Gli studenti del Liceo Scientifico Artistico Luzzati di Chiavari, attraverso un progetto di alternanza scuola-lavoro proposto dalla diocesi, hanno potuto scoprire alcune particolarità della chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. I ragazzi della terza B del corso di arti figurative non solo hanno acquisito notizie storico-artistiche sull'edificio religioso, ma hanno messo in campo le loro competenze per realizzare uno studio che valorizzi la chiesa, mettendo in luce particolarmente la preziosità degli altari. Gli studenti del Luzzati hanno deciso di realizzare pannelli che possano far comprendere a fedeli e turisti le caratteristiche architettoniche degli altari e anche il valore delle tele, con particolare riguardo all'altare maggiore e al crocifisso nero. I pannelli saranno collocati in chiesa. La fine della campagna elettorale a Sestri Levante è stata anticipata vista la concomitanza con il premio Andersen. Domenica i cittadini sestresi rinnoveranno il Consiglio Comunale recandosi alle urne dalle 7 del mattino sino alle ore 23. Dalle 23 inizieranno le operazioni di spoglio che determineranno il vincitore o i 2 contendenti per quanto riguarda il ballottaggio. Oggi vi proponiamo la scheda del candidato Fabio Sturla. La vediamo insieme. Alle amministrative 2018 a Sestri Levante, Fabio Sturla è il candidato a sindaco estratto per terzo sulla scheda elettorale. Nato nella città dei Due Mari il 10 dicembre 1979, è divorziato e padre di 2 figlie. Diplomato geometra, svolge attività come metalmeccanico. Tra le passioni da coltivare nel tempo libero, la lettura, la pesca, il giardinaggio. Già candidato alle elezioni regionali e politiche, ora si propone come candidato a sindaco della sua città, appoggiato dalla lista Movimento 5 Stelle. Questo il suo appello agli elettori che si recheranno alle urne domenica 10 giugno. Io l'unica cosa che posso dire è che avendo fatto molti banchetti ho sentito il disagio di molti cittadini e credo che il cittadino deve tornare partecipe, perché il cittadino è quello che mostra il futuro della città. Credo che semplicemente io che sono candidato sindaco sono il convogliatore di idee, anche perché è il gruppo del movimento che fa la forza, non è la singola persona. Detto questo, se volete votare per i cittadini, votate per noi. Grazie. Alcune osservazioni al nuovo sistema di raccolta rifiuti introdotto a Santa Margherita Ligure vengono sottoposte all'amministrazione del movimento Meetup Santa 5 Stelle. Dall'ascolto dei cittadini sarebbe emersa
la necessità di distribuire a richiesta sacchetti biodegradabili da inserire nei contenitori dell'umido, nelle zone dove si prevede una produzione di verde e venga incrementato il numero dei cassonetti. Un altro tema urgente, secondo il gruppo, è rappresentato dalle deiezioni canine che i proprietari raccolgono negli appositi sacchetti e non sanno dove conferire. La prossima settimana saranno eseguiti interventi in via Maggiocco a Rapallo per i sondaggi geognostici. Per consentire il corretto svolgimento degli stessi è stata disposta la chiusura del sottopasso ferroviario sia alla circolazione veicolare sia pedonale dalle 22 alle 6 del giorno martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14. Durante i lavori è previsto il dirottamento della circolazione viaria su via Betti, su via Ferraretto e su via Don Minzoni. Sono in corso di realizzazione in Corso Milo a Chiavari gli interventi di pulizia dei canali di deflusso delle acque bianche all'altezza di Piazza San Giacomo in Ropinaro. A seguito delle video ispezioni effettuate è stata rilevata un'occlusione dei condotti pari all'80%, cosa che impedisce il corretto deflusso dell'acqua piovana del canale, compreso tra Piazza Ropinaro, Viale Enrico Millo e Corso Genova. Un'altra sezione del canale, lato monte di via Millo, è occlusa al 60% da detriti ormai solidificati. Per facilitare le operazioni di pulizia e rimozione del materiale si è resa necessaria la chiusura di una corsia del viale. La Polizia di Stato ha arrestato a Chiavari un 22enne straniero che deteneva ai fini dello spaccio oltre mezzetto di marijuana. Gli agenti del commissariato, durante un servizio in borghese nell'area del porto e della stazione ferroviaria, hanno individuato ieri sera il giovane già noto per i suoi precedenti. Il 22enne, appena sceso alla stazione di Chiavari, avrebbe subito avvicinato un gruppo di giovani in attesa che i poliziotti avevano già adocchiato. Quando il gruppo si è incamminato sul lungomare, diretto ai giardini del porto, gli agenti sono intervenuti per procedere al controllo. Il giovane straniero deteneva marijuana negli slip. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 8 involucri della medesima sostanza e il materiale utile al confezionamento. L'arrestato questa mattina è stato processato per direttissima. Quello della notte scorsa è stato solo l'ultimo episodio di un'articolata attività di contrasto allo spaccio che ha portato a 7 arresti, 13 denunce a piede libero, 18 sanzioni a consumatori abituali. Nel complesso sono stati sequestrati circa 1,5 etto di eroina, 4 etti di hashish e circa 3,5 kg di marijuana. Le pattuglie della Guardia di Finanza Spezzina, con l'ausilio dell'unità cinofila, hanno sequestrato 32 grammi di hashish, denunciato un cittadino straniero e segnalato 2 minorenni quali consumatori di stupefacenti. L'operazione si è svolta a Levanto nel corso della notte bianca del 2 giugno scorso. Sono stati inoltre intercettati alcuni venditori di merce contraffatta che alla vista dei militari si sono dati alla fuga, abbandonando la loro merce. Nelle serate successive a Monterosso al Mare sono stati allontanati alcuni commercianti abusivi e sequestrati 152 articoli ed accessori di abbigliamento. Nel cammino di avvicinamento alla data del 10 di giugno in cui è convocata la grande assemblea diocesana dal Vescovo in cattedrale a Chiavari, vi proponiamo le varie sintesi dei lavori svolti dai cosiddetti tavoli. Oggi ci concentriamo sulla Val Fontanabuona. Vediamo. L'ambito della Fontanabuona comprende un'area estesa territorialmente sparsa con molte realtà parrocchiali ed un numero di abitanti in progressivo decremento. Il lavoro di riflessione sui 5 verbi di Firenze è partito da questa fotografia e si è svolto su 5 tavoli diversi. Il lavoro dei tavoli in Fontanabuona ha coinvolto circa una 40-50 persone. L'invito inizialmente è stato esteso a tutti. Ed è stato un lavoro che ha coinvolto sia la maggior parte delle persone legate un po' alla vita parrocchiale, sia qualche persona che magari era un pochino più sulla soglia, del lavoro ecclesiale consueto. Il desiderio emerse è quello di crescere superando campanilismo e chiusure, in un atteggiamento di apertura al diverso, allo straniero, alle altre comunità, riscoprendo lo spirito di fraternità.
voler mettere al centro sempre di più le persone con i loro bisogni all'interno diciamo, delle comunità, senza mai dimenticarsi che le comunità sono fatte di uomini che non sono tasselli di un puzzle in qualche modo da mettere insieme, ma sono persone che sono in cammino, ognuno con le proprie particolarità, ognuno con le proprie esigenze. Il tavolo, dal quale sono emerse maggiori prospettive di cammino futuro, è stato quello del trasfigurare in un'ottica di cambiamento che dalla singola parrocchia apra ad una visione di comunità. Ha raccolto l'invito del Vescovo ad avviare un po' una riflessione sul futuro delle nostre comunità e in particolare in prospettiva delle comunità eucaristiche. La riflessione è stata approfondita e è stata anche documentata, in quanto che diverse volte vi hanno ragionato sopra, cercando di prendere in considerazione sia i limiti di questa possibilità, ma anche i punti di forza. Quindi io credo che questa riflessione che è già stata fatta non vada perduta e sia comunque un patrimonio da cui ripartire per continuare questa riflessione che, almeno a mio parere, ma non solo, ci pare essenziale per il nostro territorio. Come di consueto, il giovedì torniamo ad aprire una finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La linea quindi va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o che sono in programma nei prossimi giorni. Da Genova, Michela Di Leo. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Si è svolta sabato scorso la processione diocesana del Corpus Domini. Come da tradizione, dopo la recita dei Vespri nella Basilica di San Siro, la processione, guidata dal cardinale arcivescovo e partecipata da sacerdoti, religiosi e religiose, autorità civili e militari e molti fedeli, ha raggiunto in raccoglimento e preghiera la cattedrale. Abbiamo portato nelle nostre strade il Santissimo Sacramento, il Signore Gesù nel suo vero corpo, ha detto il cardinale Bagnasco nell'omelia. Abbiamo compiuto un atto di fede a Cristo e un atto d'amore a Genova, esprimendo con il linguaggio dei gesti ciò che di più caro e più bello abbiamo, la fede nella Divina Eucaristia, Dio con noi. Si sono conclusi i 2 giorni degli Stati Generali dell'Educazione, che si sono svolti a Palazzo Tursi mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, voluti dall'Agenzia per la Famiglia, guidata dall'avvocato Simonetta Saveri. Gli Stati Generali hanno offerto a ben 140 enti che operano nel settore educativo la possibilità di esporre le proprie richieste, necessità e idee in relazione all'ambito in cui si trovano ad operare. Sentiamo che cosa ci ha detto l'avvocato Saveri. Il gruppo organizzativo formato dalla ASL, l'Arcidiocesi di Genova, il CONI, l'Università e altre piccole associazioni si deve mettere insieme, cercare di fare sintesi di tutti questi interventi. Ricordiamo 140 interventi in 2 giorni di aziende, giovani, famiglie, gruppi, associazioni, medici. Dobbiamo mettere insieme, fare sintesi e cercare di trovare qualche approfondimento, proposta da presentare il 22 settembre a Palazzo Ducale. E chiudiamo con un avviso. Domenica 10 giugno al Santuario della Guardia si svolge il tradizionale pellegrinaggio del mondo del lavoro, organizzato dai cappellani del lavoro e dalle società operaie cattoliche. Il programma prevede alle ore 9 l'arrivo dei partecipanti alla Cappella dell'Apparizione, alle ore 9:30 la recita del Santo Rosario e alle ore 10 la Santa Messa nel santuario celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco. Bene, da Genova è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci. 2.000 euro sono stati consegnati dall'Associazione Culturale L'Agorà di Lavagna al Comitato Assistenza Malati del Tigullio. La cifra è stata raccolta in occasione della 3ª edizione di Motori in Agorà, manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori nel corso dell'ultimo fine settimana di maggio. Alla consegna erano presenti, oltre al Consiglio Direttivo di Agorà, gli ideatori dell'evento Motori in Agorà, Claudio Canepa e Marco Costa. A ritirare l'assegno il presidente del comitato Giancarlo Mordini. La somma raccolta dall'Associazione Culturale L'Agorà di Lavagna contribuirà all'acquisto di un radiografo che il comitato donerà al Pronto Soccorso di Lavagna, uno strumento di nuova generazione del costo di 250.000 euro che funzionerà tutto il giorno e tutti i giorni e che consentirà al tecnico di non muovere il paziente da sottoporre all'esame. Il comitato sta raccogliendo fondi anche per l'istituzione di una borsa di studi a favore di un fisioterapista laureato per approfondire tecniche riabilitative. Teatro, calcio, solidarietà, è andata in scena sul palco dell'Auditorium San Francesco a Chiavari lo spettacolo A Spasso con Anselmo.
liberamente tratto dal libro di Giuseppe Culicchia, che ha visto protagonisti i ragazzi ospiti del Centro Benedetta Quarone insieme ai convittori della Virtus Entella, un binomio indissolubile che da anni diverte ed entusiasma in un'esperienza che arricchisce tutti i partecipanti. Ad applaudirli i ragazzi delle scuole elementari del complessivo Chiavari 2. Vediamo. Chi è Anselmo? Anselmo è un formichiere, un po' particolare, adottato da una famiglia italiana e vive in questa famiglia, nella famiglia dello scrittore. Cosa fa Anselmo? Anselmo gli piace la marmellata di formiche, se la mangia tutta. Che cosa racconta questo spettacolo? Questo spettacolo parla di un formichiere e della sua migliore amica Culicchia, che hanno una convivenza un po' particolare. Il protagonista è il formichiere, interpretato da Paolo, che cercherà di ottenere dei diritti che non gli spettano, quale ad esempio andare in piscina come le persone umane, però che ovviamente non gli verrà concesso questo diritto, e quindi il tema dello spettacolo è un po' questo. La diversità delle persone tra di loro. Come si sono preparati i ragazzi sia dell'Acquarone sia i ragazzi dell'Entella? Ok, i ragazzi dell'Acquarone si sono presentati alle prove con la solita grinta, sono stati seguiti tutto l'anno e devo dire che quest'anno in particolare ci hanno messo proprio tanta attenzione nello studiare e nel preparare le loro parti. I ragazzi dell'Entella, con la giusta fatica dovuta all'età loro, comunque poi alla fine un risultato l'abbiamo portato a casa, come si dice in gergo calcistico. Cosa significa ogni anno per questi ragazzi cimentarsi in un'esperienza teatrale con i ragazzi disabili dell'Acquarone? Ma per questi ragazzi è un'occasione di crescita straordinaria. Io ogni anno dubito che ce la possano fare e ogni anno miracolosamente si arriva a questa messa in scena e io vedo crescere la solidarietà e l'entusiasmo per questa cosa giorno dopo giorno. E per un festival che si apre oggi, abbiamo sentito l'Andersen di Sestri Levanti in apertura di giornale, un altro che si è chiuso con un ottimo successo di pubblico. Parliamo di quello della Parola, la cui serata conclusiva ha visto esibirsi Neri Marco Re e Giampiero Aloisio, che hanno ripercorso la vita e l'opera di Giorgio Gaber. Sentiamo. Una mattina molto bella. Le parole, la vita e la musica di Giorgio Gaber riproposte da Neri Marco Re e Giampiero Aloisio. Dopo il ricordo di Elena Bono e Michelangelo Antonioni è stato lo spettacolo dedicato al cantautore milanese, uno dei 3 nomi che hanno caratterizzato questa edizione, a chiudere il sipario sul Festival della Parola 2018. Tante le persone sotto la tensostruttura allestita in piazza Nostra Signora dell'Orto che hanno assistito al dialogo tra l'autore del libro, il mio amico Giorgio Gaber, e l'attore e musicista marchigiano. Entrambi hanno provato a racchiudere in 3 parole il personaggio di Gaber, la sua eredità artistica e culturale. Rigore, la scelta coraggiosa di abbandonare la TV negli anni in cui la TV era molto praticabile e la rimpiangiamo infatti adesso, e quindi abbandonarla ai primi anni 70 per fare teatro è stata comunque una scelta controcorrente. E poi Gaber è ironia, perché anche nei testi più seri non manca mai il colpo di coda, l'ironia, l'impegno, la mancanza di pregiudizi, il fatto di mettersi in gioco lui per primo, di puntare il dito per primo contro se stesso, e attraverso l'ascolto di quei monologhi e quelle canzoni ognuno può trarre uno spunto di riflessione per cercare di migliorare se stesso e la propria coscienza critica. La complicità, il mistero, ma la fede, direi, a modo tutto suo, ci teneva a dire: non ho percezione dei piani superiori. Cioè, o mi viene a svegliare di notte e darmi una cosa molto potente, se no io non ho avuto esperienza. Sapeva che c'era l'esperienza della santità, della comunicazione, però
lui diceva, essendo molto lucido con se stesso e poco suggestionabile, io non ne ho avuto esperienza. Torniamo in studio, una lezione di educazione stradale su percorso con bicicletta. È quanto è stato proposto ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie Rocca e Villaggio di San Salvatore di Cogorno. L'iniziativa, che prende il titolo da Bici Scuola Cogorno, si è svolta sul piazzale Adriano V. Agli alunni è stato proposto un percorso ciclabile con segnaletica stradale, osservare da vicino i mezzi dell'Arma dei Carabinieri e Polizia, un soccorso a persona con i volontari della Croce Rossa di Cogorno, spegnere in sicurezza un piccolo fuoco con l'utilizzo della lancia ad alta pressione, al fianco di un caposquadra AIB, e al termine la premiazione con il quiz patente e la possibilità di conseguire il patentino del buon ciclista. Una mattinata divertente grazie alla collaborazione di molte persone, forze dell'ordine e anche tanti volontari. 11ª edizione per la focaccia di Ria, appuntamento ormai consueto per la comunità parrocchiale di Ribasso a Chiavari. Sabato prossimo i volontari della parrocchia offriranno sul piazzale antistante la chiesa la focaccia al formaggio, manifestazione che è organizzata dal comitato Feste in Piazza e si effettuerà in caso di pioggia nei locali sotto la chiesa. Oltre alla focaccia col formaggio sono previste altre specialità gastronomiche e l'accompagnamento musicale dei giovani e filarmoniche. La distribuzione inizierà a partire dalle ore 19:30. Prende il via questa sera, terminerà sabato la 51esima edizione dello Zucchino d'Oro, manifestazione canora in scena al Teatro di Monleone di Cicagna, ideata da un gruppo di volontari delle parrocchie della Valle, ancora oggi portata avanti da tante persone piene di passione e di entusiasmo. Lo spettacolo nelle 3 serate inizierà alle 21 con canzoni inedite, tanti ospiti, tante sorprese. Sul palco anche i 40 bambini del coro, assieme agli storici presentatori Miro e Claudino. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 8 giugno. L'associazione culturale Il Piffero organizza una giornata dedicata al rispetto della conservazione dell'acqua. Appuntamento alle 9 al Ponte Vecchio di Lavagna. La Società Economica di Chiavari consegna le borse di studio agli studenti meritevoli dell'anno scolastico 2016-2017, alle 10 in sala Ghio Schiffini. La responsabile della promozione del volontariato nel Tigullio incontra le associazioni, dalle 10 alle 16 presso lo sportello decentrato di Chiavari, in via San Pio X. La festa per i bambini Viva le Vacanze si terrà alle 15 ai Giardini Amare di Santa Margherita Ligure. Il Consorzio Rurale di Scaruglia invita tutti alla farinata insieme, alle 20 presso l'antica società San Lorenzo a Calvari di San Colombano Certenoli. Il Corpo Bandistico Città di Rapallo organizza il saggio degli allievi della scuola di musica, alle 20:45 al Teatro delle Clarisse. Il gruppo musicale Mandillà presenta uno spettacolo di canzoni e musiche liguri, alle 21 nell'Auditorium San Francesco di Chiavari. E infine, nell'ambito del Festival Andersen, il cantautore Bruno Risas porterà in scena il suo spettacolo Solo Show, alle 21:30 in Baia del Silenzio a Sestri Levante. Ancora una notizia prima di chiudere: la Lega Navale di Rapallo ha rinnovato le cariche sociali nel corso di un'assemblea molto partecipata alla presenza di 170 votanti. Per il prossimo triennio il sodalizio sarà presieduto da Giuseppe Cacace, vicepresidente Pierangelo Paganini. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda l'informazione di questa sera. Prossima edizione come sempre rinnovata domani 12:45 TG13. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio i programmi serali sulla nostra emittente, vi auguro una buona serata, arrivederci.